parte da qui, da una squadra forgiata per essere compatta sempre e comunque. Sfilano sul palco e ricevono l'abbraccio gli eroi della De Longhi e i tifosi già si chiedono quanto potrebbe cambiare lo scenario ora che la A è raggiunta. Tornate al top, ma il top è complicato da mantenere e il Consorzio Universo Treviso, struttura portante della società sportiva, lo sa bene. Stiamo già ragionando su cosa fare, questa è una nuova battaglia, finanziariamente ovviamente abbiamo dato stabilità alla nostra società, ovviamente è un progetto che dobbiamo maturare bene tra imprenditori, tra professionisti, tra persone del Consorzio, ma vi assicuro che abbiamo le idee chiare, che sappiamo esattamente dove andare. Dunque necessaria nuova linfa anche a livello economico e c'è una squadra da mantenere o migliorare. È evidente che ci vuole tanto, ma abbiamo le basi. Le basi sono quello che ho detto prima, una grande società, una grande città e soprattutto un grande pubblico. Con queste tre basi si può comunque fare bene in Serie A, sarà un grande passo, sarà il primo anno di TVB in Serie A. Bisogna solo avere grande passione, grande fiducia. Dalle stelle Logan e Barnett, da capitani Imbrò a tessitori dai guerrieri Uglietti e Alviti. Quanto potrebbe cambiare l'assetto? Lo diranno le prossime settimane. La scorsa estate la squadra fu quasi smantellata e ricostruita con l'obiettivo promozione. Ora le ambizioni sono diverse, ma il metodo del presidente Vazzoler è sempre lo stesso. Nella scelta che facciamo di solito la parte umana è molto importante oltre a quella tecnica. La tecnica può sempre essere migliorata, l'uomo è quello che hanno dentro e abbiamo cercato di avere sempre brave persone e fortunatamente le abbiamo trovate.